10 milioni di euro pubblici che vengono cioè dalle tasse dei veneti per fare un investimento sul territorio. È la cifra che la Regione, attraverso la finanziaria Veneto Sviluppo, ha utilizzato per sostenere la Maschio Gaspardo, azienda di Campodarsego, Alta Padovana, che produce macchine per l'agricoltura e che ha attraversato momenti difficili nel recente passato. La Regione non entra in queste aziende per scalarle, ma la Regione guarda che ci sia un imprenditore e la famiglia Maschio c'è, che ci siano posti di lavoro da agevolare, da salvare e da accompagnare, da incrementare, e qui ce ne sono 2200 in tutto il gruppo di posti di lavoro nei Maschio, e quindi la Regione entra accompagnando queste imprese. Nata nel 1964 sotto forma di officina nella stalla del fondatore, oggi conta 8 presidi produttivi, 14 filiali nel mondo e 2200 lavoratori. Oltre 500 di loro sono di Campodarsego e Cadoneghe. Nell'operazione è entrata anche la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Ora l'obiettivo è consolidare e sistemare i bilanci dell'azienda e di conseguenza salvaguardare e, se possibile, allargare l'occupazione. Il legame con la terra, perché qua c'è tutta attrezzatura che va in tutto il mondo per lavorare la terra, è un legame identitario, è uno specchio di quello che è la nostra società, e quindi la voglia di fare, la determinazione. Pensate che anche questa è un'azienda che è nata in una stalla. La nostra è un'azienda che vede le proprie radici a Campodarsego, ma è sviluppata in tutto il mondo con le proprie filiali, con le 14 filiali nel mondo, dall'America alla Cina, alla Romania, all'India. Abbiamo filiali sia produttive che commerciali, ed è un bel impegno, ma proprio qui a Campodarsego c'è il cuore del nostro gruppo. In Veneto ci sono molte aziende in difficoltà, ma la Regione non può aiutarle tutte. In questo caso c'è stata una comunanza di intenti tra proprietà, dirigenti e dipendenti che consente di guardare con speranza al rilancio aziendale.